Dunque, io sono Giancarlo Paolon, sono stato un atleta azzurro e qui sulla fondamenta di qua c'era la piscina dove io ho imparato a nuotare, era il 1936 e ho vinto la prima gara 1,25 m scuola nuoto. Nell'articolo del giornale che mia nonna mi ha conservato e dopo prima di morire me l'ha dato, c'era scritto gara 1,25 m anni 8, quindi vuol dire che eravamo proprio nel 36. Era il primo anno che c'era questa piscina. Dal 36 in poi io vincevo tutte le gare. Dal 1936 io facevo le gare dei giovanissimi fino che nel 41-42 ho cominciato ad andare forte, allora sono entrato direttamente nella squadra degli adulti, non passando di categoria, ma rimanendo nelle categorie inferiori, però facevo le gare di assoluti. E nel 1944 ho fatto il primato italiano dei 400 stile libero, categoria allievi. Durante la guerra si facevano pochissime gare, per motivi ovvi, e insomma al massimo si andava fino a Padova, dove si partiva qua dalle Zattere col Fusineo cosiddetto, che era un vaporetto che andava a Fusina, poi a Fusina c'era un trenino che ci portava a Padova e là facevamo degli incontri tra la Raninante Spatavium e la Veneziana Nuoto. Gare qui a Venezia si facevano solo i campionati veneti ed erano campionati praticamente fatti da soli veneziani, perché nelle altre province del Veneto il nuoto era molto, molto in ribasso, insomma. Poi durante la guerra non facevano il viaggio, anche se volevano partecipare lo stesso, perché era pericoloso andare in treno. E così io nel 1942 dovevo andare ai campionati italiani a Genova e i miei genitori non mi hanno lasciato perché c'era stato un bombardamento. Ad ogni modo la piscina qua alle Zattere l'ho frequentata sempre ed era una cosa favolosa, non per l'impianto in sé che era abbastanza scadente, ma per le persone che lo frequentavano. Qui veniva dal facchino del porto all'industriale, vedi Bottacin che è diventato il nostro presidente, i nobili, vedi Ludovico Foscari che è diventato il nostro presidente, pittori come De Pisis e come Vedova, Emilio Vedova. Però quando uno entrava in piscina, che fosse ingegnere, che fosse professore, che fosse fiacchino, eravamo tutti uguali. E questa è stata la grande cosa di questa piscina. E fino all'ultimo giorno che il porto ce l'ha demolita, noi siamo stati sempre tutti amici. Io so il coso delle Pisis, mi fermava per strada per domandarmi come stavo. Vedova mi ha regalato un suo disegno che ce l'ho ancora, quindi anche, insomma, era un'amicizia veramente bella, bella. E questa atmosfera mi ha portato ad allenarmi. Diciamo fino ai 41, 42, adesso non ricordo esatta la data, io andavo in piscina alle 8:30. Facevo scuola nuoto fino alle 11:30, alle 11:30 un'oretta di allenamento, poi si tornava in piscina alle 15, si giocava a bo, come si dice in veneziano, si giocava alla bo fino alle 6, 6:30 di sera, poi altra ora di allenamento e qualche volta si veniva dopo cena per allenarsi sulla velocità e si facevano scatti da 25 ai 50 metri. Il 25 aprile finisce la guerra. In luglio, pensiamo che è vicino, siamo andati a Milano a fare la Coppa Cantù, che abbiamo vinto fra l'altro, ma è successo, intanto per arrivare a Milano ci abbiamo impiegato qualcosa come 12-15 ore perché si andava con camion, con autostop di camion, i quali a pagamento naturalmente ci facevano salire sopra la merce che trasportavano.
Quando siamo arrivati a Milano, per motivi che io non conosco, hanno rimandato la gara di una settimana. Dovevamo farla la domenica, l'abbiamo fatto la domenica successiva. Allora la società Canottieri Lola ci ha ospitato nella sua piscina, negli spogliatoi, e abbiamo dormito per terra, che per fortuna il pavimento era di legno, quindi era un po' più caldo. Però succede che questa cosa viene all'orecchio del primo sindaco di Milano, Greppi, il quale era un grande appassionato di nuoto e ci invita ad andare in comune a trovarlo. Allora noi ci siamo presentati con i pantaloni corti, una magliettina, e ci siamo presentati al comune, i vigili non ci volevano lasciar passare. Allora abbiamo insistito, abbiamo un appuntamento col sindaco, telefonateci. Il sindaco, invece di dirgli di sì, ha sceso le scale, è venuto da noi, ci ha fatto un sacco di complimenti e siamo saliti nel suo studio. Là abbiamo detto cosa ci era successo, così. Allora lui ci ha dato un pacchetto di buoni pasto per un ottimo ristorante di Milano e abbiamo mangiato una settimana in questo ristorante offerto dal sindaco. Alla domenica abbiamo fatto la gara e abbiamo vinto la Coppa, perché la Coppa era data alla società che si era classificata migliore nei primi 10-11 posti. Siamo ritornati a Venezia, accolti in società da grandi complimenti. Il presidente era Bottacin, l'industriale, quello delle mole. E allora viene che combinano un incontro di andata e ritorno con la Triestina. Siamo in agosto del 45, quindi per andare a Trieste ci voleva una specie di passaporto. Un viaggio fatto lo stesso con un camion, un po' meno disastroso di quello di Milano, però insomma era un camion. E siamo arrivati a Trieste. A Trieste abbiamo fatto le gare che abbiamo perso di 2 punti. Poi forse 2 domeniche dopo abbiamo fatto la gara qua nella piscina dietro di me, che stava dietro qui qua, e abbiamo vinto noi di 2 punti, quindi abbiamo praticamente pareggiato. Il 47 è stato splendido perché c'era un clima in nazionale, cioè il clima del dopoguerra, con un'euforia, con una gioia e con piacere, tutti amici, e c'erano nuoto maschile, femminile, pallanuoto e tuffi, ed eravamo tutti grandi amici. Se pensiamo poi che la pallanuoto ha vinto gli europei quell'anno là e l'anno successivo ha vinto l'oro a Londra, siamo così. Il 48 decido di cambiare società e vado a nuotare con la Triestina, perché era una società molto forte e si facevano incontri internazionali, e difatti abbiamo fatto molti incontri con squadre austriache. È stata una cosa splendida questa. Sì, 49-50 ritorno alla Veneziana Nuoto, faccio poco, gioco soprattutto pallanuoto. Nel 51 vado a Mantova, che era una squadra di Serie B, e quindi potevo fare gare più facili, insomma, perché io ero abituato a vincere e non perdere. Insomma, a Mantova ho raccorciato le distanze e ho fatto il 100 stile libero. Nel 100 stile libero ho vinto tante gare, però questo ha portato sì che la Mantova è andato in Serie A, allora torna indietro. Nel frattempo vado a lavorare in Svizzera e nuoto per le Bellinzona Nuoto, e per Bellinzona ho fatto anche i campionati svizzeri, solo la staffetta perché ero straniero. Poi rientro in Italia, ritorno alla Veneziana Nuoto e mi dedico quasi esclusivamente alla pallanuoto, finché l'ultima partita l'ho fatta che avevo 42 anni. E come nasce il nuoto a Venezia? Nasce dai pionieri, che erano nuotatori così. Quando ce n'era un numero abbastanza così, la Canottieri Querini decide di fare anche nuoto. In questa società nascono quei nuotatori che fondano le 2 società veneziane, una il dopolavoro ferroviario e la Veneziana Nuoto, nome finale, perché allora era Gruppo Sportivo Nuoto Zattere.
all'epoca. Nel 1936 diventa che c'era il fascismo, loro ci hanno aiutato nel fare la piscina, e allora si chiamava il gruppo sportivo nuoto Luigi Passoni, che era un martire fascista. Dopo, passato durante la guerra verso la fine, Corso, che era un uomo molto intelligente, ha detto facciamo Società Veneziana Nuoto Luigi Passoni. Dopo, alla fine della guerra, ha cancellato Luigi Passoni e è rimasta Veneziana Nuoto, che era l'idea principale, insomma. Lord Byron, fine 700, primo 800, viene a Venezia e lui era un appassionato di nuoto, faceva sempre queste traversate, che si può considerare il pioniere del nuoto veneziano. E ha fatto per scommessa la ferrovia Lido, che dopo è nata la Coppa Byron, che si partiva dalla ferrovia e col Canale Grande si arrivava dal Lido. Durante la guerra si faceva la Byron corta per motivi bellici, insomma, perché era pericoloso, c'erano i mitragliamenti, no? Era pericoloso. Allora si arrivava dove c'è la Compagnia della Vela e nel 1942 l'ho fatta anch'io. Tra il 40 e il 45 si faceva il miglio marino che lo organizzavano i ferrovieri, che si faceva in laguna e si arrivava nel Rio di Canaleggio. Poi c'era il miglio marino, poi c'era la Coppa Canale Grande 2 volte che lo organizzava la Veneziana Nuoto. Dal 1942 la Byron e sono venuti tanti nuotatori da fuori, perché la guerra era ancora agli inizi, no? Erano soli 2 anni e quindi si poteva ancora, i bombardamenti c'erano ma non così violenti, diciamo, come che è stato dal 1943 in poi. E così, insomma, poi i campionati tutto garette dopo. Quello che è stato straordinario è che questi nuotatori, questi soci, diciamo, della veneziana che venivano in piscina, i ricchi, quelli che avevano la possibilità, sono diventati i nostri presidenti. Bottacin era veramente appassionato, era un industriale delle mole Bottacin. Ci ha chiesto di diventare presidente, è diventato presidente lui e siamo andati avanti bene, sino che voleva fare la piscina nuova, perché questa era ormai ridotta ai minimi termini. Si è fatto fare un progetto da un architetto e dopo è andato a Roma per farsi approvare il progetto dalla Federazione Nuoto, perché diceva che voleva fare le gare importanti voleva farle. Insomma, è andato a Roma, aveva tutti gli appuntamenti pronti, la notte va a dormire su un albergo e durante la notte ha fatto un infarto e è morto. E quindi questa possibilità è andata tutta persa. Allora, il nuoto a Venezia era lo sport più povero, era considerato niente perché tutti nuotavano, tutti andavano a fare il nuoto nei rii e chi era un atleta nessuno lo sapeva. E io mi ricordo quando sono andato, dopo i campionati europei, la RAI, mi sono stato intervistato alla RAI qua a Venezia, no? E naturalmente prove, controprove, alla fine ho fatto questa intervista. E Nico ha messo la radio a tutto volume e ha ascoltato questa intervista. Allora l'ha sentita tanta gente e direi che da quel momento il nuoto è stato qualcosa di più sentito, ma non molto, perché prima non mi conosceva nessuno. Dopo questa intervista invece sono stato conosciuto, mi salutavano gente che io non conoscevo, insomma. Veneziana Nuoto si chiama nell'immediato dopoguerra, diciamo il 26 aprile del 1945, ed è stata distrutta dall'ammiraglio Stocchetti, e mi piace dire anche il nome, il quale odiava il nuoto a Venezia, odiava la società, e questa è una verità assoluta perché ci ha fatto tante di quelle minacce finché ci ha mandato la polizia, ci hanno cacciati fuori, hanno messo i sigilli sulla porta e dopo volevano che noi demolissimo la piscina. Invece nessuno naturalmente gli ha dato retta e l'ha demolita lui. Però ci ha chiesto il rimborso spese che non abbiamo dato perché era anche logico, insomma.
Abbiamo sbagliato una cosa, che siccome nasce nel 36 e siamo nel 70, erano passati più di 20 anni, quindi doveva esserci che lo spazio acqueo diventava nostro.